Ben ritrovati dalla redazione. È stato trasportato all'ospedale di Cartinara in gravi condizioni il conducente della motocicletta finito fuori strada ieri sera in strada nuova per Opicina, un incidente che è avvenuto nella tarda serata nei pressi dell'incrocio con via dei Baiardi. Secondo quanto si è appreso, il motociclista, un 51enne, in un sorpasso ad alta velocità avrebbe impattato contro l'isola spartitraffico venendo sbalzato da una trentina di metri. La moto è finita in un canale di scolo ai margini della carreggiata a circa 100 metri dal luogo dell'impatto. Sul posto i sanitari del 118, oltre alla polizia locale e i vigili del fuoco, per quanto di competenza. Strada Nuova per Opicina è stata chiusa al traffico veicolare. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato e stabilizzato sul posto. Un passeur, la cui identità non è stata resa nota, è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di ieri al culmine di un inseguimento avvenuto tra via Flavia di Stramare a Muggia e il centro commerciale Montedoro. L'uomo, che era a bordo di una Chevrolet di colore oro, è stato fermato all'interno del posteggio del centro commerciale. Secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena, durante l'operazione si sarebbe verificata anche la collisione tra la vettura del trafficante con una della polizia di frontiera, sembra dovuto a uno speronamento. Lo scontro sarebbe avvenuto proprio nel posteggio, stando a quanto si è preso sarebbe rimasta lievemente ferita una poliziotta. Un nuovo corteo di protesta contro la cabinovia Trieste-Opicina era stato annunciato in una conferenza stampa qualche giorno fa, ma ora arriva la conferma e la data è quella del 25 di ottobre. Il comitato Nuovo Via chiama quindi a raccolta la cittadinanza alle 17:30, anche se non è stato ancora reso noto il punto di partenza, che sarà comunicato a breve. Intanto sui social già scorre il tam tam. Morti sul lavoro in base all'incidenza degli infortuni e in zona gialla il Friuli, Venezia Giulia, insieme a Lombardia, Abruzzo, Toscana e Piemonte, in zona bianca il vicino Veneto con Liguria e Marche. Lo dice l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente della società Vega Engineering di Mestre sui dati INAIL. Bisogna specificare che l'incidenza degli infortuni mortali indica il numero di lavoratori deceduti durante le attività lavorative in una data area, che può essere una regione o una provincia, ogni milione di occupati presenti nella stessa. Nel caso del Friuli Venezia Giulia, le regioni in zona gialla presentano un'incidenza infortunistica inferiore al 75% dell'incidenza media nazionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per quanto riguarda la giornata: su pianura e costa cielo poco nuvoloso, in montagna variabile, sulla costa Borino. Temperatura minima in pianura fra 9 e 12, le massime fra 20 e 22 gradi, sulla costa minime fra 13 e 15, le massime fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.